Veneto, nuova ordinanza, ci si potrà spostare per acquistare prodotti da sport in bar, ristoranti, pasticcerie, niente più limiti di giorni per cartolerie e librerie, via libera anche per i lavori di edilizia. Sia chiaro che questo non è un liberi tutti, il monito di Zaia. Ai veneti bisogna rispettare regole e distanze, l'ordinanza rientra nelle possibilità del DPCM del governo. PD regionale all'attacco dopo l'annuncio della nuova ordinanza. Zaia continua a creare confusione, rischio caos per i sindaci, la CGIL, ordinanza insensata. La Regione conferma la volontà di far riaprire le scuole per l'infanzia, misurazione della temperatura, accompagnatore singolo e altre disposizioni allo studio per la sperimentazione. Nelle case di riposo non solo il dramma dei decessi, anche la solitudine degli anziani che spesso rischiano di lasciarsi andare. L'assessore Lazzarini, stiamo lavorando anche su questo fronte. Pensioni di maggio in pagamento già dal prossimo lunedì 27 aprile. Poste Italiane spiega come riscuoterle negli sportelli del Veneto. Domani la cerimonia del Patriarca dalla Basilica di Venezia nel giorno della festa di San Marco. Antena 3 la trasmetterà in diretta a partire dalle 11. E da questa mattina è ascoltabile nelle più diffuse piattaforme digitali la canzone dedicata ai veneti nel tempo del coronavirus. Oltre 30 gli artisti impegnati. L'obiettivo: faremo cantare anche Zaia. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneta dei nostri notiziari. Partiamo ovviamente con i numeri, il bollettino dell'azienda Zero per darvi conto di com'è attualmente la situazione dei contagi. Allora, ci sono 348 casi in più di positività al Covid-19, ma vogliamo anche ovviamente ricordare che il numero dei tamponi quindi è esponenziale, cioè si stanno eseguendo molti più tamponi rispetto a prima, dunque i controlli sono aumentati e così è aumentata anche la possibilità di scovare i positivi. Attualmente positive sono 9.679 persone, invece dall'inizio dell'emergenza i positivi al Covid-19 sono 17.229. Nella giornata di oggi sono stati registrati 18 decessi, il maggior numero delle persone che sono decedute si trova all'ospedale di Schiavonia. C'è stato un decesso presso l'ospedale di Belluno, un altro decesso invece presso l'ospedale di Milano, uno all'ospedale di Dolo, 4 dicevamo all'ospedale di Schiavonia, ancora un decesso purtroppo all'ospedale di Villafranca e un altro all'ospedale Pederzoli di Peschiera. 18 persone oggi hanno perso la vita a causa del Covid-19. Nessuna persona è deceduta invece all'interno delle case di riposo. E ve l'abbiamo annunciata e anche nei titoli, ovviamente è la notizia della giornata. Ecco che cosa accade già a partire da oggi alle 15 con le prime parziali riaperture volute dal governatore Zaia. Oggi vi annuncio a sorpresa un'ordinanza. Dati alla mano, il presidente Zaia oggi ha deciso di applicare una nuova ordinanza attiva dalle ore 15 basandosi sul trend positivo degli ultimi 11 giorni, con 400 ricoveri in meno e 115 terapie intensive in meno. Il trend c'è, la tendenza c'è, merito sicuramente importante del rispetto delle restrizioni, ma penso che sia anche doveroso da parte nostra, da parte mia in particolare che firmo, prendere atto del fatto che la tendenza c'è. Alla luce di questi dati, prima considerazione è che si possono attivare ancora, come si vuole, degli allentamenti, per quanto possibile, per quanto concessi dalla legge. Vi ricordo che le aziende non le apriamo, le chiudiamo noi. Con questa ordinanza Zaia dà il via libera in primis al take away. Tutto l'asporto, il take away funziona, non devi consumare lì, quindi vai in gelateria dove non puoi prenotare il cono di gelato. Vai a prendertelo e non stai lì a leccartelo davanti al banco della gelateria o a mangiare la coppetta davanti alla gelateria e vai a casa o vai da un'altra parte. Però questo significa che tutto quello che è take away, compreso il car delivery, quindi anche per capirci la consegna, so che ci sono molte attività che consegno addirittura in auto eccetera, è a nostro avviso, a mio avviso, visto che la firmo io,
da concedere. Il tutto da svolgersi in totale sicurezza con opportune distanze e mascherine. I negozi di abbigliamento per bambini, cartolerie e librerie precedentemente aperti 2 giorni alla settimana potranno ora seguire il normale orario di apertura. Consentiti inoltre i lavori edilizi e sulle opere pubbliche per categoria, non più per codice Ateco. Un altro allentamento riguarda l'accesso ai cimiteri. Vorrei dirvi, i cimiteri non sono mai stati chiusi, mai. Sono chiusi in virtù di ordinanze comunali. Questa è una sorta di moral suasion. L'ho voluto mettere in ordinanza, mi rendo conto che la competenza è del sindaco se decide di chiudere e non ho nulla da dire. Però abbiamo un sacco di persone, e guardate, che ci chiamano, persone che hanno perso il marito, la moglie, il bambino, figli piccoli, e che giustamente non ce la fanno a stare a casa neanche un giorno senza andare a far visita ai propri figli, ai propri coniugi, ai parenti, ai genitori. Quindi penso, e qui faccio un appello anche ai sindaci, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza. Saranno aperte poi le fiorerie da stabilire la vendita di piantine nei mercati. Concessa la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali, sempre nel rispetto delle disposizioni di protezione. Confermata invece la chiusura domenicale dei supermercati. PD all'attacco di Zaia dopo l'ordinanza, prima con il segretario regionale Alessandro Bisato e poi con una nota del gruppo consigliare in regione. La smania di apparire del presidente Zaia continua a creare confusione, scrivono i Dem. Che senso ha annunciare una nuova ordinanza alle 13 con immediata entrata in vigore? Se voleva dare un allentamento rispetto alle maggiori restrizioni che ha il Veneto su scala nazionale poteva comunicarle per tempo. Già adesso i sindaci, proseguono i consiglieri Dem, sono in difficoltà perché tempestati dalle richieste dei cittadini che vogliono recarsi al cimitero, come annunciato dal Presidente durante il punto stampa. Anziché presentarsi seppur virtualmente in Consiglio a illustrare la variazione di bilancio e confrontarsi con le proposte dell'opposizione, continua con comunicazioni del tutto intempestive e nemmeno corrette. Continuano i Dem, il Veneto infatti non anticipa nessuna deroga alle restrizioni in vigore al commercio, non ne ha il potere ma si allinea ad altre regioni. Dura anche la CGIL, siamo ben lontani dal poter allentare la guardia, mancano solo 4 giorni lavorativi all'allentamento del lockdown in tutto il paese già annunciato dal governo. In questa situazione risulta evidente l'insensatezza dell'ordinanza appena firmata dal Presidente. Lo afferma in una nota il segretario regionale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari. Un'ordinanza, prosegue Ferrari, che cambia di poco la sostanza delle restrizioni vigenti, ma lancia un messaggio molto pericoloso ai cittadini alla vigilia di 2 importanti giorni di festa. Sentiamo adesso il segretario dell'associazione di categoria che riunisce baristi e ristoratori, ovvero l'AP. È un tema di cui ci stiamo occupando molto in questi giorni. Si potrà riaprire? Se sì, e in che modo? Quali sono le esigenze della categoria? Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito del Presidente della Giunta regionale del Veneto, sembra che anche appunto nella nostra regione, dopo l'Abruzzo, dopo la Toscana, potrà essere consentita l'attività di vendita per asporto di prodotti alimentari. Dobbiamo naturalmente ancora leggere l'ordinanza che sarà firmata presumibilmente nella giornata di oggi, però insomma quanto dichiarato dal Presidente lascia spazio a pochi dubbi. Uno di questi comunque riguarda ad esempio se valgano anche per questo genere di attività i limiti o meglio il divieto allo svolgimento dell'attività nelle giornate festive, per cui già nella giornata di domani 25 aprile o domenica 26 aprile ad esempio le attività commerciali del settore alimentare devono rimanere chiuse come i supermercati, fruttivendoli, macellai eccetera, e vogliamo capire se invece possa rimanere consentita l'attività di vendita per asporto presso i bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie. Ecco, questo è già uno dei primi dubbi. Il secondo dubbio è il momento di entrata in vigore di questa ordinanza, quindi da quando praticamente i bar, i ristoranti, i pubblici esercizi in genere potranno riaprire le porte a beneficio della clientela. Quindi ci sono ancora alcune aree diciamo grigie che potranno essere chiarite nel momento in cui vedremo il testo ufficiale di questa ordinanza, però sicuramente è già un ottimo passo avanti verso la riapertura delle attività e va incontro diciamo alle richieste che come FIPE Veneto avevamo
presentato alla Regione Veneto, al Presidente e all'assessore al commercio e quindi insomma è un buon segnale verso la riapertura totale delle attività, quindi con il servizio anche di somministrazione che presumibilmente potrà avvenire già a partire dalle prossime settimane. Intanto la Regione Veneto conferma l'interesse e la volontà di andare verso la riapertura delle scuole, anche in questo la Regione potrebbe fare da apripista, vediamo in che modo, con che modalità. La misurazione della temperatura, il fatto che non ci sia l'aggregazione dei genitori, quindi una sola persona fuori dai cancelli, il fatto che ci sia la stessa persona che accompagna e va poi a prendere il bambino, il cambio delle scarpe quando si arriva e poi quando si esce, cioè stiamo studiando insomma dei protocolli di questo tipo. Queste alcune delle misure di sicurezza che si stanno prospettando per le scuole materne del Veneto, in larga parte pronte a riaprire le loro porte con la ripartenza delle attività produttive e commerciali, una fase 2 quindi che coinvolgerà sia nidi che asili dagli 0 ai 6 anni. Questo è almeno l'obiettivo della Regione dopo aver incontrato tutti gli attori del sistema. L'obiettivo è sicuramente di cercare di allinearli rispetto alle aperture, poi sarà un giorno in più, un giorno in mezzo, insomma adesso valuteremo. La tabella di marcia è serrata con la Regione che attende entro lunedì le osservazioni degli operatori, ma a guardare a Venezia sono anche gli uffici romani. So che anche, questo ci è stato detto ieri da parte dell'ufficio scolastico, anche a livello nazionale hanno fatto un gruppo di lavoro e stanno discutendo, quindi la nostra esperienza e anche il nostro apporto potrebbe essere molto utile, potremo anche partire in maniera sperimentale. Adesso valuteremo anche da cosa arriverà. Dal canto loro diverse scuole hanno dato disponibilità per tenere aperto anche ad agosto, di certo la riapertura ha diversi significati, non solo dal punto di vista didattico. Non è solo una questione di problema legato alla riapertura, ma sta diventando, e questo ce lo dicono anche gli esperti, un problema sociale, psicologico. Ci sono bambini che stanno diventando molto aggressivi a rimanere a casa, ci sono bambini che sono anche in remissione rispetto appunto a un tempo che hanno, diciamo così, perso e non si sono confrontati, relazionati con gli altri bambini. Tra le prime a spingere la riflessione del mondo politico, a riflettere sulla condizione di bambini e adolescenti, proprio un gruppo di donne, nata da 3 giornaliste, 2 padovane, il cantiere delle donne, il gruppo è sbarcato su Facebook. 2000 donne, lavoratrici, mamme, qualcuna a casa, qualcuna in smart working, qualcuna al lavoro, tutte consapevoli che i figli, i bambini, gli adolescenti stanno soffrendo l'isolamento e per questo la politica deve prenderne consapevolezza. Tante le donne che hanno deciso di interagire tra loro nella pagina Facebook del Cantiere delle Donne. Tantissime donne venete, ma anche donne di tutte le parti d'Italia e anche all'estero, che si stanno confrontando anche sulla ripartenza. E abbiamo stilato un documento che poi è un manifesto con una serie di proposte. Venete le fondatrici al presidente Zaia hanno portato, grazie al loro mestiere di giornaliste, le prime istanze e costruito un manifesto con proposte concrete. Riapriamo le scuole magari a piccoli gruppi, alternando le entrate dei bambini, magari facendoli andare solo 1 o 2 giorni. Facciamo scuola all'aperto, tantissimi hanno chiesto di riaprire i parchi, di utilizzare spazi, come abbiamo visto nel video, anche cinema che sono chiusi, teatri, le parrocchie, dopo averli sanificati, educhiamo educatori e bambini con la mascherina, con i guanti, alle distanze, però riapriamo le scuole. Disagio psicologico e sociale, i bambini e i ragazzi lo stanno vivendo in prima persona. Il ritorno al lavoro una preoccupazione concreta per le famiglie. Il cantiere delle donne gli ha dato voce. Dai bambini agli anziani che stanno vivendo in questa fase anche e soprattutto il dramma della solitudine, la Regione dichiara, l'assessore Lanzarin sta lavorando anche su questo fronte. Se bisogna pensare ai più piccoli dal punto di vista sociologico, c'è un'altra fascia debole a cui va dedicata una grande attenzione, quella degli anziani. Gli anziani che si sono ritrovati soli per ovvie ragioni nelle case di riposo, vivendo con la paura del Covid-19 e isolati dai loro cari. Sappiamo quanto è importante all'interno di una struttura come le case di riposo possa essere, cioè, la visita del familiare, la parola, diciamo, il sorriso che il familiare ti può portare. È chiaro che oggi siamo ancora in una situazione di emergenza, ci stiamo pensando perché è chiaro che
siccome abbiamo capito che questo è un virus che attacca in maniera molto forte gli anziani, che le case di riposo, per quanta blindatura noi riusciamo a dare, comunque rimarranno sempre finché non ci sarà comunque un vaccino, o comunque finché non ci sarà insomma una proiezione di un altro tipo, saranno sempre comunque le strutture più sensibili. È chiaro che stiamo ragionando su come anche poter superare questa cosa qui e permettere anche, non è semplice e facile, ma che è la stessa cosa degli ospedali. Il dramma della solitudine che colpisce gli anziani ora più che mai può portarli a lasciarsi andare lentamente, così come ci ha raccontato chi quotidianamente è al loro fianco. Ma la Regione si sta attivando anche in questo. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la terza età, insomma per gli anziani, in cui ragioneremo anche sulle case di riposo, quindi in cui abbiamo inserito appunto psicologi, psichiatri, sociologi, infettivologi, quindi, e cercheremo di, anche in questo caso, di costituire un piano proprio per la riapertura, per la relazione, per la socialità e quant'altro. Quindi vediamo insomma cosa emerge. Ci incontriamo la settimana prossima con questo gruppo di lavoro. Pensioni di maggio in pagamento già dal prossimo lunedì 27 aprile, Poste Italiane ci spiega ovviamente come. Nella nostra area territoriale, nel Veneto, ci sono il 95% degli uffici che sono aperti al pubblico, e questo sicuramente è un altro elemento di normalità in un momento che normale non è. Riapertura e normalizzazione, le parole d'ordine di questo periodo. La fase 2 dell'emergenza Covid-19 si avvicina anche per Poste Italiane, che già può contare sul 95% degli uffici aperti al pubblico, seppure con orari ridotti. Primo banco di prova il pagamento delle pensioni di maggio, operazione che avrà inizio già da lunedì 27 aprile. Con accredito diretto per i titolari di libretti e conti postali e possibilità di prelievo nei postamat. Per tutti coloro che invece devono ritirare la pensione in contanti, Poste Italiane ha organizzato una distribuzione scaglionata, adottata a fini precauzionali e a tutela della salute di dipendenti e clienti. A seconda dei giorni di apertura dell'ufficio prescelto, che possono essere da 2 a 5, cambia la ripartizione alfabetica dei cognomi dei titolari della pensione. Questa ad esempio è la ripartizione seguita dagli uffici aperti 5 giorni alla settimana, che, seppure solo la mattina, sono già la maggior parte. Per conoscere in dettaglio orari, giorni e cognomi in pagamento si può consultare il sito www.poste.it o chiamare il numero verde 800 00 3322. Gli ultra 75 anni che non riescono a recarsi fisicamente all'ufficio possono utilizzare un'altra strada. La possibilità anche di poter ricevere la pensione attraverso i carabinieri. Questo è un altro elemento di attenzione riguardo ciò che è il momento che stiamo vivendo per quelle persone che non hanno la possibilità di muoversi. Domani 25 aprile è il giorno della festa del patrono San Marco a Venezia. Francesco Moraglia darà il via ad una celebrazione che potrete seguire sulle nostre reti a partire dalle 11. Da quell'828, quando le spoglie di San Marco in un modo un po' fortunoso sono arrivate in città, la città ha continuato a crescere e a vivere nel nome di San Marco. Sarà un pontificale carico di significati quello che il Patriarca celebrerà domani a partire dalle 11 dalla Basilica Cattedrale di San Marco nel giorno della festa del Santo Patrono a Venezia. L'ottimismo della fede non diventi un ottimismo umano di maniera, e perché l'ottimismo della fede diventi anche responsabilità. Una città molto provata, Venezia, in questi ultimi mesi, l'acqua granda del novembre scorso e adesso le settimane faticose del Covid-19. Celebrazione ancora a porte chiuse per il coronavirus, ma che le nostre reti, Antena 3 e Rete Veneta, trasmetteranno in diretta a partire dalle 11, un momento particolare per il quale il Patriarca Francesco ha chiesto e ottenuto dalla Santa Sede la possibilità di concedere indulgenza plenaria anche a coloro che la seguiranno dalla televisione. E nei momenti di difficoltà il Signore parla e ci dice cose che in altri momenti noi non abbiamo l'attenzione di ascoltare. Questo è il mio augurio, che San Marco interceda perché come una volta lui ha scritto la buona notizia del Vangelo, adesso scriva nei nostri cuori la parola speranza, responsabilità e condivisione.
Pochi secondi di pubblicità e dopo di nuovo insieme. Eccoci ben ritrovati, l'edizione veneta dei nostri notiziari. Vi leggo un'ansia che è stata battuta adesso, una notizia che ci porta all'Ozzo a Testino. Siamo in provincia di Padova e parla dell'abolizione dell'esame di terza media. L'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino ha deciso che quel rito importante per gli 75 ragazzi dell'ultimo anno dovesse in qualche modo essere vissuto, e allora al via la prossima settimana, a distanza e dunque in sicurezza, la simulazione delle 3 prove scritte, italiano, matematica e lingue straniere, esattamente come sarebbe stato nell'esame reale. Ci saranno 15 minuti in più per i ragazzi che avranno problemi di connessione oppure che devono organizzare la propria webcam. Saranno divisi in piccoli gruppi per poterli sorvegliare. Chiediamo loro di tenere la telecamera accesa, così ha spiegato il preside dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino. Ci sembrava un gesto di doverosa attenzione nei loro confronti, e così anche una scuola del Veneto fa da apripista in una situazione difficile come questa per quanto riguarda il sistema educativo. E da questa mattina è ascoltabile nelle più diffuse piattaforme digitali la canzone dedicata ai veneti nel tempo del coronavirus. In anteprima su Antena 3 ve la facciamo ascoltare. Sono oltre 30 gli artisti tutti veneti, con la finalità di aiutare la nostra regione e con una promessa da parte del governatore Luca Zaia. Gente bella, gente bella, gente bella noi. Ma perché gente bella? Ma direi siamo tutti gente bella, perché con quello che sta succedendo e tutto ciò a cui siamo costretti, direi che il nostro modo di reagire, che è stato veramente fantastico. Una canzone per i veneti degli artisti veneti. È quella pensata da Alberto Grollo, Stefano Dall'Armellina e Pietro Brovazzo, e cantata da oltre 30 artisti da tutta la regione. È tutto nato da questi giorni decisamente strani. Quando un artista prova un'emozione, è chiaro che cerchi un po' di tradurla in musica e in parole. Ad ognuno la sua arte, per poi ricominciare, per poter guarire. Mentre la terra ti fiorisce sotto i piedi, Per farti un po' sperare, per non dimenticare. E tra le tante parole quella prevalente è speranza. Gente bella, gente bella. Speranza, fantasia e soprattutto una storia da raccontare, che sia comune, che sia fatta insieme una volta ogni tanto, che ci aiuti a superare questo periodo. Torneremo a stare insieme a cantare, un po' più saggi, con più amore. Una canzone e un videoclip costruito a distanza, con telefonini e videochiamate. Però è stato un bel gioco, perché hanno partecipato artisti del calibro di Aldo Tagliapietra, Jadis, Riz, Federico Stragale, Andro Barsotti, quindi, e fino a 30 artisti. E vogliamo fare questo come un regalo a chi è in prima linea. Sasso, carta, forbici e dottori, le sfide della vita che ci rendono migliori. L'alpino che si alza, la bara senza fiori, le anime diverse che o ci vivi o qui ci muori. Quanto stavamo bene, che pensavi di star male, nei ricordi colorati delle nuvole e del mare. A mio nonno che hanno chiesto di combattere lontano, e a te che chiedono solo di stare su un divano. Una canzone che gli autori sottolineano non è fine a se stessa. Tutto quello che arriverà dalle visualizzazioni e dalla raccolta fondo andrà alla Regione Veneto. Gente bella, ancora più bella, gente bella, gente bella, noi. Canzone fatta ascoltare in anteprima al governatore Zaia, che non solo ha approvato l'iniziativa, ma avrebbe addirittura fatto una promessa. Appena terminata l'emergenza ci troveremo in uno studio di registrazione professionale, e allora aspettiamo che venga a cantare con noi, perché comunque noi veneti siamo gente bella. Gente bella, gente bella, te lo voglio raccontare. Gente bella che si aiuta in un unico pianeta, miliardi di anni in una sola direzione. Noi ci troveremo tutti quanti, uniti tutti quanti, bastardo invisibile. Noi siamo gente bella per chi ha dato la vita. Siamo ai Bimbi in TV, continuate a mandare le immagini attraverso video, possibilmente fatti in orizzontale, dei passatempi dei vostri ragazzi che sono a casa, e raccontateci come stanno passando questo tempo.
Andiamo a vedere insieme allora i contributi che abbiamo raccolto per la giornata di oggi. Andiamo direttamente al meteo. Allora, previsioni del tempo e dopo di noi l'edizione veneziana dei notiziari. Bentrovati al meteo. Festa della liberazione ancora con l'anticiclone che governa il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 25 aprile. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile sui settori montuosi, dove non si escludono anche locali acquazzoni. Temperature minime fino a 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 26 all'incirca. Stessa situazione di fatto anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento un po' dappertutto, in genere qui senza precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime invece tra 20 e 24. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, tuttavia saranno possibili dei piovaschi a carattere sparso. Temperature minime sui 9 e 11 gradi, valori massimi invece sui 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.